anche i bambini. Ci sono anche i bambini. Buonasera. Buonasera. Polizia locale. Oh signore. Sì, cosa state combinando? Un po' di musica. Flash mob. Ho capito. Ma sapete che non potete stare vicini tra di voi? Così la festa organizzata in un appartamento di Treviso è finita in gloria tra giustificazioni inverosimili ed espressioni di stupore, come se il coronavirus fosse un fastidio da eludere più che una emergenza da combattere. Musica, palla, atmosfere anni 90, luci strobo, una discoteca casalinga anche con bambini che però è stata interrotta dagli uomini della polizia locale. Il video è stato condiviso sui social dallo stesso sindaco Mario Conte, che pochi istanti dopo nella nostra diretta straordinaria ha rincarato la dose. Una vergogna totale, incoscienti che pensano di essere più furbi, invece stanno creando un danno all'intera comunità. Stanno prendendo in giro le persone che stanno facendo sacrifici enormi, rispettando rigorosamente quanto previsto dal decreto, stando in casa. Stanno mancando di rispetto a imprenditori, artigiani, partite IVA, professionisti che hanno messo da parte il loro lavoro per tutelare la salute dei cittadini. E se in questo caso scatterà una denuncia per trasgressione dei provvedimenti del governo, altre potrebbero partire a breve. Cittadino avvisato, mezzo salvato. Avviso anche i cittadini, a quei cittadini che in questi giorni stanno andando nelle macellerie a comprare la carne per le grigliate di condominio, di stare molto attenti perché i controlli saranno serrati e fioccheranno denunce nel caso in cui verranno scoperti a fare feste di condominio o aggregazione. Mi raccomando. Nel frattempo è iniziata, quando ancora era notte, la sanificazione della città nelle aree individuate dai protocolli le più sensibili. Abbiamo individuato delle zone che sono maggiormente frequentate anche in questi giorni, dove il contagio è in aumento, quindi stazione delle corriere, tutte le zone limitrofe, i supermercati, alle farmacie, ai medici di base, tutte quelle zone che abbiamo continuato a frequentare anche dopo le restrizioni indicate dal decreto ministeriale. Ci vedrà impegnati anche nei prossimi giorni, ma ci tengo a sottolineare che le zone da sanificare sono già state tutte individuate e non c'è spazio per richieste singole dei singoli cittadini.